Salute, allora accoliamo di Saverio Valentini in un quadro di un nostro lavoro nanta rigiro organizzato con l'UMR Lisa e il Centro Culturale Universitario. Dunque un quarto incontro tra gli studenti di terza annata e studi in corsi e un autore di riacquisto, poeta, drammaturgo, mettore in scena, di no reporter e per introdurre posto che gli studenti hanno affrontato piuttosto questioni nella vostra scrittura, da letteratura, nel teatro, e io volevo porre una questione piuttosto a tempo al paesano e forse al reporter, per domandarvi quali sono i grandi avvenimenti di questi 50 anni, di poi 70, quando avete principiato a scrivere, fino a oggi, e quelli che vi hanno marcato più e quelli che forse vi hanno portato di noi a scrivere. Prima, buongiorno a tutti, mi faccio piacere essere davanti a questa gioventù così bella, interessata di nuovo per un riacquisto. Non vogliamo imparare nulla, avete sicuramente più cose a imparare ora che non vengo a imparare io. Ciò che mi ha marcato di più, se da questione qui, in 40 anni, c'è una manza di cose, è difficile di dire ciò che è stato più forte, ma la cosa che ritenere io è sul momento di sa nascita di un riacquisto. Siamo in un'epoca particolare, una situazione politica corsa internazionale particolare. Siamo in anni 60, fin degli anni 60, c'è in un mondo sano una specie di rivolta che ha dato il 68 in Francia, ma in un mondo sano la gioventù cerca un mondo nuovo. Mandela e degli Ampriò, i colonisti sono scolonizzati, Che Guevara è sempre caldo. Siamo in un momento in cui si crea la politica ha un senso. Ed è questo un momento forte che è per me, che è stato per me, penso per tutto un movimento nazionale dell'epoca. E questa rivolta che è in un mondo sano, questa ricerca di un mondo nuovo, in noi si traduce per questo movimento che da nasce e che ha diventato un movimento nazionalista. Questa rivendicazione che si parole che giungono e che ci dicono c'è un popolo corso. Siamo un popolo, abbiamo un luogo che è un nostro, che è sul paese è un nostro, abbiamo una cultura, abbiamo una lingua e abbiamo una storia e esistiamo. Sono parole qui che sono un momento di nascita di un movimento nazionalista e che ha dato nascita a tutto il resto, a un riacquisto, a tutti i sienti che si sono intesi a esistere, che tu in teatro, in scrittura, in agricoltura, in artigianato, tutto il mondo si è rimpatronito di questo paese. Dunque, buongiorno. Buongiorno. Durante anni e ancora o termine di patois è adoprato per dire il corso. Dunque è stata una motivazione per impegnare e creare in lingua corso e giusto appunto per far vedere che noi eravamo vivi e esistiamo e di nuovo la scrittura è stata un arnese per indicare l'esistenza di un popolo corso. La scrittura fa parte di tutto il riacquisto e la lingua non è mica considerata all'epoca, ma manco oggi ci vuole considerarla come una materia di insegnamento. La lingua era ciò che noi siamo, è sempre ciò che noi siamo, e ciò che ci rilega al passato, ai nostri,
ai nostri enti, alla nostra storia, ciò che ci definisce in un tempo. Ed è la lingua, all'epoca, e campiamo di questa maniera qui. E io almeno, quando vi parlo di riacquisto, vi parlo di me, come io l'ho campato. Non so mica se d'altri hanno campato così, ma per me la lingua è sicura che era importante. Non posso mica essere corso senza mia lingua. Se non ho mica mia lingua, non so più corso. Sarà io ciò che quest'altra cultura mi darà, e ciò che noi siamo in traccia di 20 anni, parleremo dopo se volete, ma la lingua, impastorisce la lingua, mettisi a scrivere, io mi sono messo a scrivere, perché mi hanno detto che era una lingua, si sente qui, che erano innanzi a me, la generazione di Simeone, di Charles Antoni, di Domenico Alfonsi. Quando mi hanno detto che non era una lingua, perché fino a tanto per me era un patois, era qualcosa che non valia nulla, che ci voleva sbarazzarsi, era la nostra vergogna, la nostra cultura, la nostra identità, a mia epoca, era la nostra vergogna. Ed era la vergogna dei nostri anziani, perché l'hanno detto che non esisteva nemica, che non era nuda, non esisteva che ciò che era nei libri di scuola, e non c'era nemica nei libri di scuola. E mi avverivo quando era a scuola primaria, non si parlava mai di noi, si parlava di tutto, di tutta la Francia, ad ogni luogo, si parlava ancora a transhumance. Ero figlio di pastori che ne parlavano nella montagna a piaggia. La transhumance, c'était les Alpes, les Pyrénées, les grands pâturages, les aigles, les bouquetins, mais vaccini sonia. Il lago, les Renindeno, la forêt, on n'existait mica. On n'avait que du maquis. A foresta era un altro, a montagna era un altro, tutto era un altro, non esisteva mica. E dunque il rimpatronisce la lingua era indispensabile. E qui mi sono messo a scrivere, ho detto ciò che imparassi a scrivere. E quando è sortito Intrecciate e Cambiarine, ho trovato le chiavi per poter scrivere. E ho scritto, e mi sono messo a scrivere, perché era necessario. Era necessario perché si vive, perché esiste. E esiste una continuità di me che era in traccia di smenticare tutto, che ha iniziato tutto, ha iniziato tutto, le sue vergogne, perché ha iniziato che non valeva nulla. E volino che sono veglioli, se si sbarazzassero di tutto questo, che designi astuti, parlare bene francese e integrarsi a questa cultura che era la cultura maior, a nostro non valeva nulla. E un riacquisto in questa demarcia di scrittura, di teatro, di canto, di riappropriazione di tutta l'economia. Oggi l'economia corsa che funziona un po', che qui da che si è rimpatronita della sua identità. E a solo che esiste, a solo che ha un po' di valore questa qui. E tutti gli enti qui, questa demarcia era indispensabile. Era una resistenza, per non sparire. Vi volia domandare se voi all'epoca di un riacquisto influenze per scrivere i vostri testi a livello di scrivani, di autori o altro? Sicura, influenze sì, ma le influenze che avevo di scrittura non erano mica in letteratura francese, perché questa qui per me ha risentito come qualcosa che mi negava, perché c'era questa cultura corsa che per questa cultura dominante non valia nulla, era una cultura chiacciuga, manco cultura, pareva era un folklore. La lingua era un patois, e il patois in un dizionario francese, un dizionario dell'Accademia francese, fino alla quarta edizione, il patois è definito come un langage grossier
grotesque, qualcosa così, come celui des paysans o du bas peuple. Da una definizione simile, ed era questo qui il pensamento in su. E figurare nella cultura di noi di questa maniera qui, e vedo un esempio oggi. E dunque, pure io mi identifico a questa cultura qui. Questa era qui da mi negava, che mi disprezzava, che mi figurava in su. E che lì mi ha insultato i miei enti, tutti i miei sono stati insultati per questa qui. Dunque le mie referenze io sono andata a cercarle in tutte le letterature, in tutti i scritti di popoli di noi che si battono, che vanno esistere, in tutti i scritti di minorità, di popoli minoritari. Allora dite che il corso era visto come patois, ora è visto come una lingua. Pensate che la fare hanno meglio per la lingua oggi di beta 50 anni fa? Allora, era visto come un patois in questa definizione qui di patois. Ma oggi questa visione qui della cultura di noi esiste sempre. Perché questa visione qui della cultura di cultura di noi con Valene nuda, è una visione giacobina, del sistema giacobin francese. E sul sistema giacobin, per me, esiste sempre. Mica per me, esiste sempre nella Costituzione francese. E il progetto giacobin è di sdrugliare tutte le culture di Francia, tutte le lingue di Francia in sa cultura di Stato, che era la cultura dei re, che la Repubblica ha recuperato, e distruggere tutte le culture qui in questa cultura maggiore di Stato. E il progetto Jacobin e continua sempre così che la lingua è insegnata a questa maniera in ogni luogo e se dà poi torce di nuovo, l'abbiamo visto che hanno provato di nuovo a dare un altro colpo per torcerla di più. E siamo oggi in questa linea dritta qui, l'ultimo, in la linea dritta della sparizione totale della lingua e della cultura corsa. E in capo di questa linea dritta qui, che c'è oggi un'accelerazione per me di questa politica giacobina. E in capo c'è la disparizione del popolo corso, perché senza la sua lingua, senza la sua cultura, il popolo corso non esiste più. Saremo ciò che noi saremo, ma non esisterà più. E la lingua corsa oggi è sempre considerata così per in su, per qui di in su. Una mica piazza, un nessun interesse. Ed è così che è mal insegnata. L'inglese è ben insegnato, le lingue straniere sono ben insegnate in educazione nazionale, sono insegnate come ci vuole. Perché non sono mica insegnate? Perché a regola giacobina, il progetto giacobin continua sempre. Continua, fino a ora lo Stato è strutturato per questo, per fare l'unità nazionale in uniformità. Sdruglia tutte le particolarità che sono la ricchezza della Francia, i suoi lingue, i suoi popoli, i suoi royaume, che danno un'identità sparta a ogni regione, un'identità sfarente. Questi sono condannati a sparire, cioè a diventare buon paridino, con l'accento, cioè a smenticare anche il nostro accento. E oggi il riacquisto è stato una resistenza. È stata una resistenza a questa situazione qui, a questa politica qui. Non è stato con la resistenza, nemmeno un movimento culturale gratis. Gli germani mi hanno mica chiamato a sera per dire ci abbiamo un riacquisto domani mattina. No, è perché ci siamo intesi mobilizzati per questa rivendicazione politica che non esisteva. È stata una resistenza per esistere, per continuare a esistere, intanto che popolo, intanto che in la nostra cultura e nella nostra lingua. Solo dopo lascio a Alesia. In ciò che poi ci pare che il riacquisto di due cose dia tempo un movimento di riconoscenza e secondo il vostro barene in Francia non ci sarebbe mica spazio per una riconoscenza di un popolo corso, di diritti.
linguistici o collettivi, e dall'altra parte ci tocca impadronisce, ci siamo intesi tutti mobilizzati, si di noi, dunque accanto a questa mossa di riconoscenza, una forma di capacitazione, l'inglese dice nous d'empowerment, tocca appena a noi di creare qualcosa, di creare, può essere alibica, dunque di creare rigiro, può essere a noi, ciò che l'ha fatta a vostra viola, questo genere, all'indì, che di appena a risposta cinematografica, a rigiro, che dire in spazio di letteratura, cosa abbiamo potuto costruire a un livello di capacità a creare, perché dite anche, per esempio, intrecciare dei cambierine, di un trazzo finalmente che va permesso a voi di creare, che va dato la capacità a scrivere, cosa ha potuto creare o riacquisto e cosa ci mancherebbe ora per continuare, per creare di più. Il riacquisto ha in questa volontà di rimpatronirsi di ciò che noi eravamo, ha aperto tutti gli strati possibili. In una creazione culturale pura ha provato tutto, ha provato a inventare il teatro, a inventare la letteratura, uso canto nuovo, in ogni luogo, in spazi economici ha aperto strade nuove. I vignaioli, per esempio, che hanno scalzato hanno aiutato tutti i galze per piantare i galze di perineri che dai in lua, tamanta così, e che dai amor divino, sono voltate rare, sono voltate ai galze corse, hanno ritrovato tutto. E sta di marcia qui si ritrova in artigianato, si ritrova in una cucina. La cucina corsa è giunta nel ristorante, non esisteva mica nel ristorante. Il suo uomo in 70 e 60, quando ero citato, il suo uomo nel ristorante era le filet Roquefort. Ed è così che si è rimpatronita, la cucina corsa si è sviluppata. Oggi c'è una cucina corsa che si vende anche in Parigi, in ogni luogo sta trovando una ristorazione corsa. Anche pure nel turismo. Il turismo, pigliamo l'esempio più maggiore che è dato come un esempio tamante qui, non parliamo mica di ciò che ci può essere detto, ma della struttura, di Murtoli. Chi è che ha definito la demarchia di Murtoli? Lo spirito dei pastori, le bergerie, vende lo spirito dei pastori e continuata a sviluppare questo. Faccio stare là, c'è pastori, c'è chi coltiva a Mareda, eccetera, ne faccio un vero. E vende la nostra cultura. Ed è un di strutture turistiche date in esempio a un livello internazionale. E il riacquisto si è riempatronito di tutte queste. Ha parto tutte le strade possibili. Dopo, ha avanzato abbastanza o no? Non mica detto. In economia ha avanzato, per pena. Ci sono i luoghi che non sono mai stati abbordati, per esempio l'architettura. Non si è mai definito un'architettura contemporanea a Corsa. Abbiamo lavorato sfatto tutti i nostri paesi. Il solo che ha fatto un vero lavoro per me è Orsolini di Parco, che ha fatto un bel lavoro di ricerca, manco di rimesso ha fatto risorto a tutte le strutture architetturali di tutti i paesi. L'ha avvisato in un volume di 2 libri, so che se voi conoscete sicuramente. Ma qui per esempio non c'è mica, il riacquisto non è mica avanzato. A partire dopo la seconda guerra mondiale abbiamo cominciato a disfare la modernità, a nome della modernità abbiamo sfatto i nostri muri, i nostra maniera di fare casa, abbiamo prestato tutto un altro. Ma in morte di spazio il riacquisto ha portato qualcosa. E oggi
in alto piano culturale puro, siamo in pericolo, penso che c'è un pericolo maggiore. Non c'è più la creazione corsa si ne spinta, la lingua corsa di noi sparisce tutti i giorni, non c'è più un spazio sociale in città o anche pure in paese, si parla corso. Gli entrate in un magazzino, si parla francese, gli entrate in un commercio in città, potete mica mandare qualcosa in corso, non vi capisce nemica, non siete mica capito. È mal visto. Si ritrova oggi la vergogna di un corso, della nostra identità, cioè presentare questo personaggio che dà la televisione, questo personaggio pulito, senza accento, qui parle, nous sommes sur un processus structurant et de proximité, à même de changer les paradigmes. Voilà. Et ce personnage qui est l'esempio. E seduta l'ultima dudune e a sciarpa grigia, il è au top. E siamo in una situazione gravissima per me. Oggi se non c'è mica come su rivendicazione politica messa in onda su tanto movimento culturale, oggi per me è a reggiocchi tra i mezzi finanziari e i mezzi politici di mettere in onda un altro movimento culturale forte, dalla stessa maniera che andasse a cercare in tutto ciò che dà rimesso a gallo il riacquisto, perché il riacquisto non ha fatto nulla d'altro che di salvare ciò che era in traccia e sparisce, ciò che non era in traccia e smentigare, ciò che non hai meritato, ciò che non hai mai piattato per le nostre vergogne, e non ha fatto che rimetterla a un giorno. E oggi c'è a mio avviso urgenza a mettere in piazza una politica culturale definita chiaramente, che mette la cultura corsa, la cultura e la lingua corsa al centro delle sue preoccupazioni e mica nero, come è attualmente, intanto un po' di corsa, les titres en corse. Dunque la necessità di mettere una politica culturale forte in onda, allora tutto è permesso. Se c'è una politica così, in 10 anni, tutto è permesso. La corsa che può campare, penso che può campare e deve campare, se no siamo condannati a diventare clienti di Auchan. Buongiorno, mi chiamo Lesio. Ho due domande in teatro. Allora, in degli anni 70, in cui Domenico Tognocci aveva creato teatro paesano, poi che aveva dato un fiato nuovo alla letteratura corsa, in questo genere di scrittura che era poco esplodato. E dunque mi piacerebbe avere un vostro parere nel teatro corso oggi in cui. Allora, teatro corso oggi in cui. Prima avevo due parole nel teatro paesano, se volete. Il teatro paesano era il nuvillo di ciò che noi veniamo di parlare, esattamente. Una mica va a teatro, può piacere di va a teatro. Abbiamo fatto teatro, la premura maggiore del teatro paesano era di inventare un teatro corso. Non era mica di va una rappresentazione di Shakespeare o di Molière o di n'importa chi autore, ma era di mettere in onda una dimarzia che voga verso una creazione di teatro corso, che si ispira a ciò che la nostra, che obbliga ad andare a cercare nella nostra memoria ciò che non avevamo mica per scrivere al teatro. Perché non c'era mica tradizione. Poi canto, non c'era una tradizione. Canta popolo corso è andata a cercare in una tradizione a discità in anni,
i voceri, i lamenti, i pagliella, per inventare questo canto, la sua forma di canto che è stata guida di canto popolare. E dopo tutti i gruppi che hanno esuetato. Ma no, non c'era nulla, non c'era mica tradizione di teatro, c'era una forma di teatro che ha esistito con Nottini, Iannetto Nottini, Simone Daudet, ma che era una forma di teatro francese del boulevard a uso corso, voilà. Fatto in corso. Ma noi volevamo trovare le nostre radiche, inventare la nostra corsa. Era questa qui, ed era l'invenzione, a mio avviso, di tutto il riacquisto. Ma finalmente era un nostro, è un mio. Era inventare un paese, dunque inventare un teatro, un nostro teatro a noi. Allora oggi chi ferma questo teatro? Ferma poco a fare. Il teatro corso è uno stato che dà la cultura corsa in generale e la lingua corsa in generale. Oggi se voi fate un spettacolo in lingua corsa, cioè traducelo da retto in francese perché tu sei capito. E anche, non è manco detto che interesseria mordiente. Il pubblico deve sapere per ciò. E dopo le forme di teatro che esistono, quali ferma, se tu si parla di teatro corso, ferma il teatrino, il logo teatrale in Aiaccio, ferma due truppe che sono dell'epoca, che sono nate in Europa a teatro paesano, ciò che ha messo in onda a teatro paesano. Ma non c'è mica stata rinnovazione, non c'è più truppe nuove. Gente come voi che monti e dicono amava un teatro, amava il nostro teatro, l'amava inventato, o amava inventare la nostra musica nuova, d'oggi. Più qui da Riganta che ci serve come materia di creazione e la musica tradizionale, ma amava inventare la nostra musica d'oggi, che adesso è moderna, ma che adesso è corsa, non è mica adesso un presto di ritmi d'altro, ma ha inventato un nostro ritmo, la nostra gioventù, la nostra musica di domani. E beh, oggi questo movimento qui non c'è mica, non c'è anche, non c'è più, ma può essere messo in onda per una vera politica culturale, che è necessaria, che più che necessaria è indispensabile, se non vogliamo sparire. Ringraziabi, ad una seconda domanda. Dunque, leggendo un strato di Abeceide a Gabbia, in Cuba su di Ubri Giuniero, mi domando se voi avete scritto per diventare una causa o per riflessione a presa e coscienza di un lettore e di noi se non possiamo parlare di letteratura indiana. Letteratura indiana sicuramente, il teatro paesano era un teatro di militanti, mica politico, ma militanti. La nostra demarcia era una demarcia di militanti e tutto il riacquisto è stata una demarcia di militanti. E oggi, ed è per questo che c'è qualcosa che si spegne, perché manca, non c'è più questa demarcia militante. Oggi per fare un spettacolo c'è un budget, se non c'è mica budget, la truppa non funziona di amica, non si fa nulla senza soldi. Praticamente tutti gli iscritti di teatro paesano, fuori di Arrimegna, dei documenti a scrivere, ho scritto un personaggio di un mazzero. Renata ha fatto una poesia da Marco Maria Albertini, ma dopo ho scritto tutti gli scritti di teatro paesano, li ho scritti io. Ma i poche di cose che ho scritto, non ho scritto tanto a fare, non sono mica un scrittore, non sono manco un poeta, sono un militante, sono sempre stato un militante della nostra cultura e della nostra lingua, di ciò che noi siamo, un militante del nostro popolo e militante
di suo paese, che deve suoi più popoli del Mediterraneo un po' mica sparisce. Un po' mica sparisce. E vecchio quanto è un mondo, è a mezzo mare, e un po' mica sparisce. E poche cose che ha già scritto che è come una resistenza. È una resistenza un po' essa che militante. E su popolo del Mediterraneo qui ha dato, penso che voi qui da altri hanno trovato a esorrare e a pari inventare su paesi nuovi, perché c'è un nostro paese a inventare, qui entraccia risparisce, qui di mia cultura a me entraccia risparisce. Si può dire che è sparito, c'ho anche a dire, ma manca la premura di mica riita tutto, perché oggi c'è gente, anche un movimento culturale, che sono pronti, che si sbarrassino di questa cultura, che sono tracce di riita tutto, anche la lingua, di smenticare tutto a nome di una modernità e di questa cultura del maiò, che sarebbe la nostra modernità. E penso che sul popolo da tutto qui, c'è tutto, un riacquisto ha rimesso tutto fuori, ha fatto ricordare tutto ciò che noi abbiamo smenticato, tutto ciò che noi abbiamo perso. E oggi penso che il suo popolo è condannato ad andare a bulicare qui dentro ed inventare una corsa moderna. La modernità non è mica guidare l'altro, non è mica l'altro. Come dire, l'universale non è mica l'altro. L'universale comincia qui. Per noi comincia qui. L'universale è ciò che l'uomo ha più profondo di sé, è ciò che noi abbiamo da al mondo. E qui ci tocca andare a cercare, sarà a voi, di andare a cercare in ciò che dà lagato sul riacquisto, a pigliare tutto ciò che c'è per inventare questo mondo nuovo, per inventare la nostra corsa. Se no siamo, come vi dicevo innanzi, non saremo più che clienti di Auchan. E ci aspettano, sono tutti contenti. Salute, mi chiamo Claudia, dunque ho una domanda non a teatro. Si dice che avete saputo dare una seconda vita a un teatro corso con la gradione di teatro paesano, come ci potete spiegare? Come potete spiegare? Il teatro paesano nasce di uno scontro. Perché la vita vi dà appuntamento. E ci sono i momenti che non c'ho mica a mancare. Se voi mancate, le cose non si facciano mica. E il teatro paesano è su scontro qui. Kairos. Kairos è su piccolo dio greco, un cuciuffo così, che è lungo, e che è un dio di un tempo giusto, di un momento, che non c'ho mica a mancare. E quando tu passa, ci vogliamo toppare il ciuffo perché le cose si vedono. E il teatro paesano è stato un riacquisto di noi. È stato un momento qui. Ed è un momento di uno scontro con Domenico Tognotti, che rientrai ancora che si passava qualcosa. Tutto si cominciava a passarsi qui. Ero a Nizza, in facoltà a Nizza di diritto, non sapevo anche ciò che facevo, ciò che lavorava. E impargo che c'è una scuola di turismo che si va a Naiaccio, spezza di 2 anni di formazione. Là mi iscrivo subito e me ne vengo in questa scuola qui, perché le cose si facciano qui, un megapera qui. E qui Domenico Tognotti
che era all'epoca, era in tutta la Casa della Cultura, manco in tutta la Casa della Cultura, era stato impiegato per un spettacolo che aveva fatto a Rimare, il direttore della Casa della Cultura. All'epoca la Casa della Cultura, i casi Malraux, c'est le temple de Molière et de Mozart. E Tognotti dunque è incaricato per il direttore di fare un'intervenzione in sa formazione qui, un'intervenzione di teatro, era una seconda annata. E dunque venne, siamo una banda, non so più contenere, quasi un 100. E boh, mi hanno mandato qui, ma non so mica ciò che non mi va, non so mica, vedo mica ciò che non mi va insieme. E sparisce. Lo scontro qualche tempo dopo in città, e dico come l'affare che io sono Chantopalo, ma pas tutto Chantopalo. E lo scontro un giorno ci scontriamo in città, ho detto, ci viene un colpo, allora qui cominciamo a discorrere un po', ci vedremo che ne eravamo innanzi alle stesse terreni, innanzi alle stesse rivendicazioni. Ho detto, bene, allora facciamo, non so come ci va, lei mica viene a imparare a dire, a respirare così, a portare la voce così, non è mica ciò che mi interessa. Allora ho detto, bene, ci abbiamo un spettacolo, ci inventiamo qualcosa, ci abbiamo un spettacolo. E volta. E qui nasce il Teatro Paesano. Voilà, che io sono Chantopalo per ciuffo. Buongiorno, mi chiamo Sabrina. Vi volevo domandare, quando avete approntato e messo in scena per la prima volta una pezza di teatro, quali sono le vostre emozioni, il vostro barriere, la vostra paura? Come vi siete sentiti? Allora, la prima pezza di teatro, dunque qui si chiama Uviato, lo chiamiamo Uviato. Era una rappresentazione come un spettacolo terminale di scuola di teatro, non era mica appuntamento spettacolo. Ma è stato facile per noi, per tutti era stato facile, perché era una maniera di dire siamo qui, esistiamo, vedete. C'era tutto un spirito militante in tutti quelli che hanno partecipato, perché c'era questa rivendicazione in aria, e da che portava, che faceva che ci voleva che non mostrassimo che non esistiamo. Dunque era facile, non avevo mica paura di sbagliare, no, era una veste, senza premura di vai bedi o di vai l'attore o di vai l'artista. Era un momento di riunione, d'unione e di mostrare che non esistiamo. E l'indomani era la prima pagina di Provençal Corse all'epoca, che ne aveva fatto una prima pagina e l'ultima pagina. Era stato un avvenimento. Il Teatro Corso, che poi non hai mai visto, non se n'era mai visto. Fuori qui hanno visto qualche pezza di notini qui e qua, ma erano piccole manifestazioni. Non hai nemica questa dimensione qui. Vi ringrazio. Dunque, il neoreacquisto a été scritto au pari trimendi come soldato di un popolo e interpretando che sono stati messi in musica da canta al popolo corso, avete progetti in gli stessi onda, in gli stesso spirito, o allora alla rimbarcio progetti in ruptura più contestuali che rappresentano più la società corsa oggi. Taglio un progetto che giustamente l'avevo portato, che penso di pubblicare. Non ho mai avuto premura di pubblicare nulla, ma oggi siamo in un momento dove, a mio avviso,
siamo condannati o a creare o a sparire. Ed è la creazione non c'è che la creazione che dice che noi siamo vivi, che noi siamo sempre qui. E se tu c'è un progetto culturale che è indispensabile, a mio avviso, che è un'urgenza, un progetto culturale maggiore, ciò che la creazione sia al centro di questo progetto. Perché non è che la creazione che faccia che noi esistiamo. Se no si può parlare del passato, si può ne aprire musei, andare di questa cultura passata paesana. Ci saranno in tutte le conferenze del mondo, tante più. Si può ne vai ai musei, ma non vuol mica dire che noi esisteremo. Non c'è che creazione che faccia che noi esistiamo. E ciò a metterla al centro di un progetto maggiore. Penso. Allora qui, giustamente, ho fatto uno scritto un poco lungo, che è giustamente che ho chiamato Kairos, perché siamo a un'epoca in cui stavolta ci ha pigliato per il ciuffo. Non c'è mica mancarlo su quando tu passa. Perché su piccolo Dio ci vuole passare anche tanto in tanto. E ci vuole essere antopare a questo momento che tu passai perché le cose si vedono. E oggi siamo a questo momento qui. E su scritto parla di un spirito di riacquisto e ciò che tu devi essere oggi e ciò che noi dovremmo fare oggi. Dunque sappiamo che avete scritto per parecchi gruppi corsi, intanto come vedete a lei tra poesia e canzone? In fin dei conti non ho mai scritto per canzone. Sono i gruppi che sono venuti a pigliare, a bulligare nei miei scritti per fare canzoni. Ma hanno sempre avuto difficoltà perché non ho mai fatto nemmeno una scrittura tradizionale in cui rime e in cui tanti versi. È una scrittura libera. Dunque è complicata di mettere la musica, è un castigo. Hanno provato parecchie volte, non sono mica buono a scrivere in poesia, in rima. I pochi dei scritti che sono stati presi, li ho conciati per pena perché ne adattavo alla musica, non ho mai scritto veramente per canzonette, non ho mai fatto. A me promuro non è mai stato di vendere i miei scritti. Nessuna vendita. L'ho già scritto perché avevo bisogno di dire. A un momento dato avevo bisogno di dire qualcosa. Allora, se sono stati ripresi o se si è scritto nei campato, tanto meglio, ma non ho mai manco avuto premura di pubblicare. Allora, in intervista di Corse Matin, dice che le ubaese e i paesani che abbiano trasmesso assai valori, qual è d'après sa voi che trasmette tutti questi valori ai giovani d'oggi? Un'intervista di Corse Matin? Yeah. Non ta YouTube. Ah ouais. Allora la questione è chi Dice che le ubaese e i paesani che abbiano trasmesso assai valori e qual è d'après sa voi che trasmette tutti questi valori ai giovani d'oggi? No, i paesani hanno trasmesso molti valori, tutti i valori, ma a me epica, che questa società corsa esistia, io sono nato dentro in questa società. In un paese era una comunità, non era mica un'addizione di ente, di case, era una comunità che esistia. E io ho avuto la chance di essere l'ultima generazione che ha conosciuto questa comunità di paesani dopo guerra.
che si è sfatta subito, in pochi tempi, in anni 60 ha cominciato a sfarsi. Io sono nato in sua comunità qui che mi ha dato tutto, che mi ha trasmesso tutti i valori umani. Il poco di umanità che ho, non ho mica imparato a scuola mi ha mica imparato umanità. Sono i miei paesani, dove più ciugo, più maiù, che mi hanno imparato qualcosa, che hanno fatto l'uomo che so. E questi valori qui mi hanno permesso di viaggiare, di attraversare questa società di consumazione francese, americana, mi hanno permesso di andare dritto, di tenermi dritto e di andare all'estero, più all'estero che è. Quando pensai che partivo e voltavo a perché avevo valori che non hai nemica e mi sono visto questa società, gli manca molto da fare e io la vivo. Ringraziabile. E oggi osserviamo un rinnovo di letteratura corsa in cui un grande numero di pubblicazioni all'anno. Possiamo considerare che noi siamo in una periodo di non riacquisto? Se un nuovo riacquisto non è una vera politica culturale che può mettere in onda. O prima sul riacquisto che ho campato io ed altri, è la rivendicazione politica, la morita degli annanzi, è la rivendicazione politica che l'ha fatto nascere. Senza questa rivendicazione, senza questi enti che hanno detto che non esistia, che il popolo corso esistia, che non era mica un scattorcio, senza questa rivendicazione qui, un riacquisto non sarebbe mica esistito. Oggi la nozione del popolo corso esiste. Che la corsa che esiste si sa, che la cultura corsa può esistere, che la sua lingua esiste, non manca più che una vera politica a mettere in piazza. E questo è un progetto maggiore indispensabile. È un'urgenza. E penso che la regione tagli i mezzi finanziari e gli manca l'ambizione politica e il coraggio politico. Ma si può fare. Penso che la corsa oggi abbiamo la chance di avere due culture. Io tutti i giorni passo dalla mia cultura, come tutti tagliamo parte della cultura francese. Ma la mia cultura corsa è fondamentale, è indispensabile per quale gioco. E qui da chi mi rilei ai miei enti, e qui da chi mi rilei al tempo, alla storia, a un mio paese, a un mio luogo. E questa è più che necessaria. Dopo c'è la cultura francese, che ho imparato. E che un mediterraneo amico, al contrario, è un lusso. Avere due culture è un lusso. Si può passare, affermare la nostra cultura corsa, non è mica gita cultura francese. Una si pone su una accanto all'altra, a condizione che di fare attenzione che la cultura che vuole essere maggiore, non ci voglio che mica da su e pigliarci per culturuccia che senza interesse. Cioè, le culture sono ugualità, cioè mettere la ugualità. Una politica culturale regionale e devi mettere la ugualità. Penso più che la ugualità, la cultura corsa deve essere prioritaria, perché visto che in traccia disparisce, la lingua in traccia disparisce, deve essere la priorità. Perché la cultura francese sta più che una regione per difendere, è un ministero della cultura. La Francia per difendere, si porta bene la cultura francese, più o meno, ma accanto alla nostra si porta via bene. Qui oggi c'è bisogno di fare una scelta prioritaria per la cultura corsa e per la lingua e massimo mettere la creazione al centro di questa scelta qui. Dunque, pensate che la letteratura corsa si deve di concentrarsi non è la stessa? O allora, come l'avete fatto,
Sempre ad altri soggetti problematici di un Mediterraneo o anche di un mondo usano che isola Lampedusa, terra di Gaza e tanti altri affari. Allora, la letteratura corsa è una mica condannata a parlare che di Corsica. La letteratura corsa, la scrittura, si può parlare di ciò che da di tutto, deve parlare di tutto. E ci vuole penso che ci vuole combattere questa idea di l'apertura. Sul discorso non dell'apertura. Non si dice mica che la cultura francese doit s'ouvrir, ma si dice che la cultura di noi doit s'ouvrir. Questo è un pensamento jacobin, è un pensamento di colonizzatori. Le culture di noi sono condannate a una vocazione che a s'ouvrir. Se è vista così, di parlare d'altro, non mi interessa mica. Io non ho mica bisogno di m'ouvrir. Se la cultura di voi se mi interessa, e mi interessa. Le culture dell'altro mi interessano, per ciò che so, per ciò che mi può portare, ma mica perché io ho bisogno di per esistere. Io esisto in ciò che so. L'universalità non è mica qua, comincia qui, in de me. So, e t'aiuta tutto a dare all'umanità. La mia cultura ha qualcosa a dargli a Ede. E mica aprimi l'ouverture, perché questo qui è il discorso della cultura dominante. Il faut s'ouvrir. Se fa cultura corsa, c'est se renfermer. Il ne faut pas se renfermer, il faut évoluer, ha detto a giornalista a Changhita Lamone, che l'ha invitato dopo la prima lezione, alla seconda lezione dei nazionalisti. Come si chiama? Non ne vengo più a una giornalista a dire... No. Apolline de Malherbe. Sul discorso dell'ouverture. E gli dice si c'est l'évolution normale de l'histoire, il popolo che sparisce, dice Jean-Guy diventa l'idea che cioè diventa il suo popolo, qu'on peut mica sparisce. Ma si c'est l'évolution normale de l'histoire, pourquoi s'arc-bouter? Un popolo che sparisce è un'evoluzione normale, per il pensamento in su, il pensamento dominante. E rilancia dicendomi en quoi ce serait un mal que d'évoluer. E questo qui è il pensamento in su, il pensamento coloniale, ed è qualche sia di chi ha buon senso, che è istruita, che è coltivata, ma è il pensamento generale, dominante della cultura in su, che porta al colonialismo, che porta al jacobinismo. Si destato indiato in una vita locale au quotidiano, da per la vostra partecipazione a FR3 Corse come gran reporter, come avete campato questa esperienza? Siete nostalgico? Nostalgia una mica nostalgia, né pas mon travail, né pas sul movimento che ho campato, sul movimento del riacquisto. Cioè, la mia premura è domani, ciò che non va domani, ciò che vuoi va domani. Si dà questa necessità di reinventare la nostra corsa. E perché c'è maniera di reinventarla. La corsa un po' mica muore, sul paese un po' mica muore, un po' mica sparisce. E l'età reinventare, inventarlo di nuovo. E a trovare la nostra modernità, il nostro paese vivo, che non si assomiglia a nessuno d'altro, che adesso a corso,
ma che e a partire da qui avrà tutto da quell'altro, avrà qualcosa di sé a dare. Se non abbiamo nulla da dare, non esistiamo più. Ma nostalgia non è mica, perché a me forse che io l'agio, non mi manca mica l'agio in me, l'agio in me capo. Qual è il vostro genere di scrittura preferito e perché? Dicevo autori come Neruda, Nazim Hikmet, o turco. Vuol dire una scrittura ingaggiata, che diventa qualcosa, che diventa i popoli di noi, che diventa i ciucchi. Io volevo ultare non un affare che avete detto nella questione di un spirito pastorello di Murtoli. Io non ho un spirito di pastori che sarebbe presente in Murtoli, che si venderebbe in Murtoli. Io in delle testimonianze gaggio un mistero di pastore di assai difficile, era bagato poco, e i corsi hanno cercato a fuggire di nostra vita in de montagne, in Duvredo, in da nebbia, certe volte in desabare, bon, è molte testimonianze così assai dure. Murtoli e gente pagano assai caro e di una forma si comprano una forma di dispudighezza e che entra in un mercato. Cosa direbbe? Come spiegate una forma, può essere forse una forma di nostalgia, giusto appunto, di questo commercio fatto in giro a questi stati così, che sono assai di lusso, e se c'è forse un paradosso, se la sarà la nostra maniera di essere sempre corsi con il commercio, con il mercato, vendendo ciò che non ci vediamo forse vuole. L'esempio di Murtoli, attenzione, va citato per dire come la cultura è qualcosa di trasversale che attraversa tutto. È un motore, può essere un motore economico. È sicuro che è qualcosa di commercio, ma dinamizzeggia tutto. La cultura corsa è ciò che può far funzionare sul paese. Non è mica che un programma culturale, d'animazione culturale. È a tempo un sviluppo. Può essere, e sul momento sul riacquisto ha dinamizzato tutta questa economia. L'ha dato una forma di qui. Più o meno, ma parliamo dell'esempio di Murtoli che vende lo spirito di un pastore, ma c'è si piglia per esempio l'esempio da Biera a Pietra, non c'era nessuna tradizione di Biera. Qui di noi c'è un'economia che è nata perché ha fatto la scelta di identità. A Piera in qua a Castagna che era la vergogna dei nostri vecchi, era la miseria dei poveri. E beh, la cultura qui ha dinamizzato sul settore economico, mica dinamizzato, l'ha fatto nascere. E la cultura è tutta questa, è così che ciò ha concepito. Mica solamente un programma di animazione dell'estate o di tale sala che faccia piacere a 200 persone in annata che hanno bisogno che rêvent de grand boulevard. Avete parlato di Pietra, che usa molto di Soif de Corse, con la castagna. Soif de Corse, è scritto in tante pubblicità di Biera Pietra. C'è di noi un sviluppo di voi una Pietra, faceva 25 anni, penso. C'è di noi un sviluppo di una moda etica e etnica appena con parole corse, con simboli corsi, sono appena con le nostre mitologie, spesso con Paoli, con Napoleone, certi luoghi. C'è una forma di riacquisto
da questo punto di vista così, in da moda, in da gastronomia, a cosmetica di noi, di noi in Paese Vasco, in Paese Vasco si vendono prodotti cosmetici con piment d'Espelette, che peperone, che fa induanisce a belle, poi in Corsica di piuttosto, allora vendono di mortelle, a Murza, anzi, di che ogni paese ha la sua pianta che fa rimbivisce, che fa e abbiamo sviluppato di poi forse soprattutto 10-15 anni roba commerciale, può essere l'acqua, cave di guibo, possiamo consumare di più in più Corsica, voilà, possiamo consumare di più in più roba corsa. A tempo a sta mossa c'è una forma di discorso assai positivo di un'altra lingua, ma è pratica, l'hai detta, che è pratica spontanea in carro di commerci che se ne vallano. Pensate mica che è una forma di vagilità, una forma a tempo di grande capacitazione, di capacità di corsi a ribiare tutte queste figure, tutte queste mitologie anziane di un nostro immaginario, che sono sempre vive, che sono qui, come la pubblicità 20 anni fa di Saint-Georges, qua Lucerna che respirava, che era un fondo di mare che respirava o che pigliava l'acqua di Sandordio perché era più pura. Fa Gebert appena di questa mitologia di aburezza, di agursica. Pensate mica che sarebbe forse, non so mica, non c'è mica un giudicamento di valore, ma si compra di più in più roba corsa, ma a tempo, a lingua, che dirà usare un maio di identità corsa, durante il riacquisto, ma anche un anno, di voi Santo Gasano, di quello che dice, bon, la lingua di un nostro segno maio ci tocca svilupparla, che la lingua, di una certa maniera, rincullerebbe di beta questo sviluppo di consumazione. Pur essere presente, non questi punti. Ma penso che non è mica la consumazione che faccia regolare. Ciò che faccia regolare la lingua è l'istituzione. L'istituzione francese non è mica piazza. È una Costituzione, una Costituzione francese che non ha mica piazza. E prima di questa legge qui, non esiste mica le lingue i lingue dei popoli di Francia, non devono più esistere. È il progetto Jacobin, non devono più esistere. Non esiste più per via della Costituzione francese, con le laga mica piazza, ma dopo non esiste più la lingua regola, entrarci di regolare per via della dominazione culturale. La dominazione culturale che ha combattuto il riacquisto esiste sempre. Sul peso della cultura maiò, chi figliola così, questa cultura d'agnò è sempre qui. Non ha cambiato nulla, a volte ancora più forte oggi. E oggi sono i nostri, siamo noi che riproduciamo questa superba della cultura francese e che cominciamo a figliolare la nostra identità come la nostra vergogna. C'è una parte di gente che sono di acqua dentro, che gettano la cultura e la lingua corsa a tempo, non ne parla neanche più. Oggi ho un'emissione di se ti capace di un'emissione di la cultura, la culture, ma che cultura? Cultura corsa non si ne parla neanche più. Se ti fai un'emissione che può durare anche un'ora, un inquattore culturale, che non parla ne più di cultura corsa. Non se ne parla manco più. E anche di lingua corsa, se tu non se ne parla più. Dunque è l'alienazione che riviene a fondo. E il primo nemico della lingua e della cultura è l'alienazione culturale. Ciò rilegge a Fanon, ciò rilegge a Albert Memmi, ciò rilegge a un eroe, come si chiama, Edo Tinto, che si è battuto tanto. Poco importa. Il primo nemico è
e l'emo noi in nostro capo, è l'alienazione culturale. L'idea che la cultura maiò, avere la cultura è questa qui, e a maiò, noi non valemo nulla. Buongiorno Saverio. Mi ricordo che prima Apolline de Malherbe a eu mintato l'esempio di l'île de Ré, mais ça ne nous rassure pas. Due testi che mi vennero a mente, che è scritto in Antarigiro, il primo di Ukawa da Luto, Cori Ukawa da Luto, riconosciamo immagina di Pegase su Kawadu che corre quando un martello piccia l'alcudina. E il secondo è sa bandiera, sa piccola bandiera che è cascata in un canedo di vigno e che il citedo va a portare e a alzare e di a bandiera che è una personificazione. Ci vuole che tu sia alzata in un cielo perché il popolo corso ha bisogno di sua bandiera. Quando si tratta di cultura, penso che voi rinculate sino a cultura di ciò che noi siamo, a cultura mediterranea, a cultura greco-latina. Hai commentato giusto appunto il famoso Kairos su Dio greco. Se volete dire qualche parola sa cultura greca-latina, che è il nostro sangue, ciò che noi siamo. Vi ringrazio. E qui sa riferenza a mitologia greca e a sa cultura lontana e parlamentare che noi siamo di questa cultura. Siamo nati in sul rumore di Roma, di Grecia, di Egitto antica e siamo a mezzo, in un Mediterraneo non siamo mica oriero, noi siamo a mezzo. E queste culture di un Mediterraneo le abbiamo ricevute tutte, siamo fatti di queste culture qui. Ma io sono nato dopo la guerra, qualche anno dopo la guerra, e dopo la liberazione che ci hanno fatto gli americani, ci hanno voltato il capo, ci hanno fatto figliolare l'America tutti i giorni. Dopo che sono nato, non ho mai inteso parlare che dell'America. La civilizzazione ci ha creduto che ci viene da qua. No, la nostra civilizzazione è questa del Mediterraneo, è questa che ha schiarito tutto il mondo occidentale e è nata qui in un nostro mare, e noi siamo noi dentro, in questa sciuma qui. Noi siamo nati in questa sciuma. Ed è qui che abbiamo reinventato il nostro paese. Che succede che reinventare la nostra cultura è questa, tutta questa cultura, e qui dentro che noi deve pubblicare per inventare il nostro paese di domani. E a Corsica deve campare di noi, ha da campare di noi. Se volete voglio leggere una... così potremo compiere. Su l'ultimo scritto, che sarà l'ultimo scritto di su Kairos. Un veniveti meianti, i miei cari, un veniveti. Andremo a conquistare i nostri beni, ciò che abbiamo perso, ciò che ci hanno preso, ciò che abbiamo smenticato, ciò che abbiamo evitato. Canzeremo i marcanti di Baleona, i suoi cincenni, i suoi scattorci. Canzeremo lo sbruffo di Saint-Germain, di Broadway e di Disneyland, veniamo riparlando. O vento che ci hanno venduto. Sbiuteremo il nostro capo di suoi cincenni, di sua scimità. A so che ci hanno dato parà, l'astuti, l'eleganti, i vanocchi, i buffoni. I servi di potere, ma noi piglieremo i nostri andati senza dargli capo.
non volemo più nuda da o, più nuda. Tineremo in nostre mani questa libertà qui. Voltaremo un di noi. Veniamo riparlando. E quando noi uniremo innanzi a un monte Olimpio, addiceremo ai Dio, i nostri Dio. Gli diceremo che non l'abbiamo smenticati, che ci hanno svagolato, di cerbedato, si marcante di paccutiglia. Sbarazzeremo i lumini di tontine che accegano uno stress. Figliularemo l'uomo per la prima volta insieme e su giorno rinasceremo e rinasceremo. Ecco ciò che ci va per domani, ciò che vi tocca fare. Voltare nel nostro mondo, in un nostro Mediterraneo che sta tutta da. In una situazione di mondializzazione oggi, di questa cultura pacottia americana, questa cultura di chewing-gum, abbiamo tutto a inventare qui e c'è tutto per inventare una vena. E la partura siamo noi che abbiamo all'altro. È che se ne apre la nostra cultura, che abbiamo tutto a dare, abbiamo tutto a inventare. La creazione, prima creazione. Dicembre, grigioleglia, qui e qua. Fumigheglia nell'ultimo vugaretti di un mondo sfraiato. Non ne riconosco più. Sarà l'inverno. Ma che inverno? Che inverno sarà qui d'oggi? Perché sbarazzare i voci di sta terra? Si canti terrazzose, su campà, si secoli di memoria. Perché? Perché vuole disfare palmire? Sarà l'inverno di uno stress, l'interno di una nostra storia. Non ne sa più. Sarà questo l'inverno d'oggi. Non ne sa più. È peggio che dimora. È al di là di un dolore che non si può fare. Pensate che io posso, no, non devaccio, non ci riuscirò mai, lo farete senza me qui sull'interramento, mi scuserete, e io non ci andrò, non mi aspettate magari, non mi aspettate mica, non ho su vanità, su coraggio, su ambizione, su talento. Venite alla Brugà, venite, guarderemo insieme, guideremo noi su Vugaredo, il tizono che fermerà, qua in de noi, darete a un monte, sotto ai fronde, salveremo parede saviacola, su campà, s'idea, sospirà per un giorno di voltà. È ciò che ci tocca fare, ma tutto è qui per pure inventare, c'è tutto. Basta cercarle, le musotte pere, nella nostra persona abbiamo tutto, di maniera incosciente, c'è tutto per inventare la nostra cosa, che cioè l'ambizione di inventarla. Dimila tu, uomo di Atara, tu radica una data dimila, o vario di sottomissioni che pesano ancora da te, tu che hai campato, forti come una pietra bianca, povero come povera è la miseria, muto come povero è un muto, ma corso come corso ne più. Dimila tu, uomo di Atara, causa di amelota, dimila, o vario di sottomissioni che pesano ancora da te, a te pretendo, forti come una pietra bianca, povero no, morghi oggi a miseria, muto, più, oggi parlo per te, corso, sì, come corso ne più, libero, quando tu si può essere. Bravo.
Ancora Alexandra hai domandato a Saverio Valentini se lo contava di scrivere nella questione più d'attualità. Allora, pongo la questione a te e all'altri di noi. Cosa hai studiato appena più di 40 anni? Se pensate che è d'attualità, se è una reliquia, cosa testimoniate di oggi per voi? Studiato pubblicato da quanto pubblico corso? Allora, di sicuro che c'è un testo che è uscito 50 anni fa, enfin 40 anni o 50 anni fa, ma c'è sempre d'attualità, posto che siamo sempre in suo contesto di riconoscenza di un corso, dell'uomo corso e di attara corso. Siamo sempre in lotta, giusto appunto, siamo sempre in si combatti che sono a dare a lingua, l'educazione di giovani. E penso che di sicuro è sempre d'attualità e ci può fare ancora riflettere per la bene. Sono testi intemporali, sono sempre d'attualità, anche pure se il testo è stato scritto 40 o 50 anni fa, come l'ha detto il nostro amico Alexandre. C'è sempre una domanda di riconoscenza, una cerca ed è su ciò che noi siamo. Allora, prima ringraziavi a tutti e due di essere qui, di aver organizzato questo appuntamento qui. È vero che sono riflessioni che ci interessano tutti, anche oggi, che le monteso durante tutto questa radio, tutta la contrastata. C'è sempre una cultura maggiore, una cultura minore in Corsica. E questa sottomissione che noi conosciamo tutti in renta sul testo qui, c'è sempre un cavalli. A risentiamo e fin tanto che saremo qui a risentire questa fase qui, ci sarà da chi lottare e un testo così infatti è un fondamento di ciò che noi siamo, di ciò che ci tocca fare e per disgrazia su testo è sempre d'attualità. Dico per disgrazia che ci piacerebbe un lotta più, ci piacerebbe a essa parte senza aprasi, perché è vero che faccio male di radio. Quando parlo corso, quando canto corso e che sento aprasi, mi faccio male. Mi faccio male perché aprasi è sempre la stessa affari. Quando Cuba si sono a parte hanno cantato canzoni inglesi, americani, durante 2 ore. Questa era la partura. Ma in America non c'è nessuno che ha cantato canzoni cubane, anche uno. Perché io sono di a parte, capiti? Normali, sono maggiori. Sono io l'esempio, sono io la civilizzazione. E è vero che è ciò che ci fa male, è ciò che ci fa pensare che non abbiamo quantunque ragioni, da viaggi in suo senso qui, e a un momento dato è vero che a creazioni, perché a riflessione penso che parti da qui, a creazione è a tempo un mezzo di dire ciò che noi siamo e a tempo un mezzo di lottare a pro di ciò che noi siamo e di salvare ciò che c'è da salvare e a tempo di inventare un domani in ciò che noi siamo e troviamo qui la logica di riacquisto. Ecco ciò che voglio aggiustare. T'hai una domanda per chi di sempre che spesso chi ce la reinventassi, poi all'epoca, su a te attento, era comunque una maniera di un'estetica appena nuova come per il teatro, ma oggi pensate che c'è abbastanza ricerca in forme moderni di espressioni in un corso o in Corsica per fare campagna in una modalità nuova. Vale a dire che è detto in emissioni di Diana Salicetti come un scherzo di inventato slam, ma pensate che c'è questa ricerca di forme nuove oggi in Corsica in un mondo di cultura, in un mondo di creazione, o che c'è la trova una maniera di
di fare questa ricerca e forse in i capi che si passerà, questa maniera, se formi noi da trovare. Come possiamo trovarli? Fuori dalla politica culturale di istituzioni, abbiamo capito che c'è questa politica culturale deve fare qualcosa, ma per i creatori, per gli enti che vogliono reinventare la cultura. Penso che per inventare questa cultura nuova, che ci vuole inventarla. Può essere che un lavoro di ricerca. Non è mica fare una canzonetta per un po' a primura che dà piacere, per avere una bella canzone, non basta mica. Ci vuole cercare in tutti gli spazi culturali, cioè a cercare, a partire dai nostri errori, che la nostra modernità. Dire la modernità non è mica l'altro, la ma trova qui. E c'è un ritmo, c'è. Un giorno mi discorrivo con uno che si occupa della scuola di canto, mi diceva che nella pagliella c'è un ritmo e ci vuole trovarlo. Anche una pagliella c'è un ritmo. Ci vuole oggi avere l'ambizione di pigliare tutto ciò che viene dall'altrove. Ci vuole riservarsene. Gli strumenti di musica i più moderni, ci vuole aboliarli in tutti gli strumenti tradizionali che hanno i suoni particolari, ci vuole aboliarli a tempo per inventare qualcosa di nuovo. Tutte le influenze in un canto, per esempio, le influenze del Mediterraneo orientale, arribucata e a nostra parte della realtà. Ci vuole coltivarla, ci vuole aboliare cose nuove, moderne. La modernità ci vuole cercarla qui, non imprestarla mica. Quando si faccia il rock, non è più una modernità che ha 70 anni il rock. Non importa che ritmo che si va a cercare l'altro, non è mica mettendo le due parole in consonante che si inventa qualcosa, non si inventa nulla, ma ci vuole buligare. La prima primura della creazione è di inventare, mica di riprodurre ciò che esiste già, di inventare, ed è la difficoltà. Qui ci sono i talenti di noi, ci sono, per esempio in musica, ci sono i musicanti, non c'ho mica paura di sbagliarsi, di fare. E l'università può avere questa primura qui di ricerca e di lavoro così, di va. Non sappiamo mica dove andiamo andare, ma va, fermo, fa, esiste. Teatro paesano non era mica un bello teatro. Se voi dite, oggi un spettacolo di teatro paesano, ti capace di ma che era di sta fare qui che ci parlare, no, ma noi abbiamo la volontà di inventare, di fare un teatro che era nostro, non si assomigliava a niente, e mostrare ciò che noi eravamo noi, a questo momento qui. Non c'era né decor, non c'era né costumi, io ero così in tanta scena, ma tagliamo qualcosa di, qualcosa a mostrare, e facciamo, imbrogliamo. E oggi a pigliarsi su che la gioventù si roga sa volontà qui di inventare il nostro paese. E c'è tutto a inventare, per questo è che è un bel paese. Abbiamo tutto a inventare, tutto a fare. E mica copiare ciò che dice, ciò che si marcante di pacottiglia, che sa pacottiglia che ci hanno venduto, si cincena, che presentandole come i cose maiò. I cose maiò sono qui, le abbiamo sotto i piedi, le abbiamo nel nostro capo, in ciò che ne abbiamo smenticato, in ciò che ne abbiamo itato, mandato pubblicare, abbiamo cercato dentro. Abbiamo trovato, ci andare in due sogni possibili. E beh, ci andare qui dentro e suonare di noi, trovare, cercare la matroa. Abbiamo tutto è qui. Ciò che l'opera può cominciare perché tutto è qui.
un riacquisto ha rimesso tutto fuori, era tutto sparito, era mentre ci dimentica tutto, un riacquisto ha messo tutto, tutta la nostra memoria in piazza, e beh, tutto è qui. Allora faccio andare a bulicare qui dentro e reinventarci. Ringraziabili per questa intervenzione appassionante. Penso che sortano con i pochi dueri. Ogni settimana sortano con dueri d'ava, pezzi di teatro a scrivere, poesia, romanzi, bon, c'è da chi fa. E penso che è assai interessante di vedere come avete principiato in questa situazione anche al piano di vista materiale, che poi non i costumi, non i decori, ora ci sono di noi attratti, non da che questa sala, quando noi siamo giunti qui con Nicola in ceramica, pare così, ma è stata difficile per avere una piccola sala come questa o altri luoghi che possono aiutare la creazione. Bon, c'è un centro culturale che di un attratto assai importante, che lascia l'università un'amica e che partecipa di noi, di tutto questo accompagnamento alla creazione, alla vostra capacità per dire, voilà, questa capacità a fare, a creare, penso che è assai più facile ora quantunque che 40 anni fa, non da chi bere. Più a nostra presenza ora di noi, non è un numerico, e qui ne approfitto con Jérôme, e quando avevo un'idea che mi ha domandato forse al presidente dell'università se è possibile forse da abbonare insieme gli studenti all'Indie, perché di un modo di consumazione di ci sono abbonamenti alla biblioteca universitaria, penso che all'Indie potrebbe essere un modo normale e giusto appunto per aiutare, per dare l'esempio, per perdere di noi questa cultura, perché ci sono film che sono stati prodotti, dunque sarebbe un mezzo di noi di riacquisto. All'Indie, per me, bon, c'è un po' degli inizié, ma per me è un esempio di modernità arradicata, è la corsa che è moderna. E questa modernità qui ci va a cercare. E a questo momento qui la cultura mia non vive più così, non vive più vive a paro. Siamo pari, perché non c'è mica cultura ciughe e cultura maiò, le culture sono pari. E un riacquisto, ciò che tu dicevi, un riacquisto era questa qui. Ed è stata la resistenza a questa cultura, a questa dominazione culturale che voleva essere la sola, l'unica. E beh, oggi ci ho ripigliato questo spirito qui, ci ho ritrovato questo spirito, questo spirito del riacquisto per reinventare la corsa che è necessario, se di no sarà un'altra corsa, ma non sarà più sul popolo corso, non sarà più popolo corso. Sarà la corsa da Pauline de Malherbe. Voilà, Pauline de Malherbe. Évoluer, enfin évoluer. Vabbè, allez, ci abbiamo un ritratto. Io ho voglio bene. Questa donna ho voglio bene perché in due parole ha riassunto tutto il pensamento francese.